Cari amici, ben ritrovati, puntata speciale quest'oggi di Eventi del Territorio. Siamo consoni a abituarvi a essere a sagre, a feste, a manifestazioni. Quest'oggi, come dicevamo, un'eccezione. Siamo in quel di Vittorio Veneto, siamo precisamente a una serata di gala e siamo alla cena delle eccellenze casearie in questa stupenda location che è l'agriturismo Le Vigne di Sara. Siamo in compagnia della titolare Sara e del rappresentante dell'associazione La Via dei Spiedi, Franco Dorigo. Iniziamo con lei, Sara. Ci diceva anche prima dell'intervista una serata costruita nel tempo per portare l'eccellenza del territorio nel territorio. Certo, una serata che grazie anche a Franco e la Via degli Spiedi abbiamo potuto realizzare insieme a dei caseifici, insieme a proprio dei malgari che sono venuti qua per portarci il loro formaggio e noi l'abbiamo abbinato insieme anche al nostro prosecco. Qua ci troviamo a Vittorio Veneto, al Col de Luna, che è dove risiede anche il mio agriturismo, e per noi la luna è un momento proprio importante, infatti abbiamo scelto questa data perché si avvicina la luna piena di giugno, che tra l'altro è la luna delle fragole. Spiegaci meglio. Sì, allora noi la Luna stiamo realizzando un progetto verso la biodinamica, noi abbiamo 16 ettari di vigna che stiamo trattando tutto con il metodo biologico, quest'anno stiamo andando verso la biodinamica è un mondo che si lega molto anche al calendario lunare, quindi a tutto quello che sono gli effetti delle fasi lunari, è per questo che noi facciamo anche una vendemmia di notte durante una notte di luna piena che si terrà appunto a settembre. Sara, poc'anzi nell'aperitivo abbiamo degustato degli ottimi formaggi, caprini e latticini, e però ci aspetta anche una cena fatta sempre di abbinamento formaggi-vini. Esatto, quindi la cena continuerà seduta con appunto 2 primi, un risotto venere per esempio con un caprino all'interno, delle trofie con il pesto e la ricotta, poi ci sarà un secondo con tutti i prodotti dei formaggi, quindi in degustazione in abbinamento con le nostre confetture, perché noi realizziamo anche delle confetture con il prosecco all'interno. Perfetto, Sara resta qui accanto a noi, facciamo fare 2 parole anche a Franco. Dicevamo associazione La Via degli Spiedi, quindi spiegaci un attimino ai telespettatori cosa fa questa associazione, qual è lo scopo e i doverosi ringraziamenti alle realtà che hanno realizzato questa serata. Certo, però l'associazione La Via degli Spiedi nasce all'interno di una scuola parrocchiale. Da lì noi siamo partiti per sostenere questa scuola. Siamo partiti con il nostro evento che è la Via degli Spiedi proprio, e poi abbiamo associato assieme questa cena delle eccellenze casearie, perché crediamo molto che oltre avere il nostro buon prosecco abbiamo delle ottime colline, degli ottimi monti in cui si fanno dei formaggi veramente speciali, e ci sono questi caseifici che si impegnano per fare queste cose qua, quindi è giusto dare spazio anche a loro. Difatti voglio ringraziare la latteria di Colmaggiore di Tarzo, voglio ringraziare Maiga Canidi, l'azienda agricola Codastor, voglio ringraziare la latteria di Soligo. Sono tutte queste realtà che ci danno una mano e che noi diamo una mano a loro a farsi conoscere nel territorio. Ringrazio anche Merotto Graziano, che è presente anche lui qui con un vino rosso, e l'azienda Cadebiasi, che è presente con il Torgolato di Breganze. I 2 ringraziamenti più grandi che faccio sono in primis a Sara, che ha sposato subito questa nostra cena delle eccellenze casearie, ma soprattutto, se tutto questo ha possibile di essere qua, va a Moreno Pederiva, che è stato lui 4 anni fa a lanciarmi questa idea, questa proposta di fare questa cena, e da lì siamo partiti, perché voglio ricordare a tutti quanti che questa è la 3ª edizione della cena delle eccellenze casearie.
Bene, quindi avete sentito tantissime eccellenze sia gastronomiche ma soprattutto eno. Che dire, ringraziamo Sara e ringraziamo Franco perché veramente questa sera abbiamo avuto l'onore di accedere a una cena di gala molto particolare. Qui alle nostre spalle, poi vedrete nelle immagini, poche persone selezionate hanno potuto partecipare a questa cena. Ringraziamo tutti, voi ci seguirete, il prossimo anno non perdetevelo, seguiteci e prenotatevi perché merita davvero. Give it a try.